Caro indimenticabile Totò, questo ricordo di te che offriamo al pubblico vuole essere un affettuoso omaggio alla tua arte e al tuo grande spirito che è tuttora vivo fra noi. Sono scene di alcuni film nei quali hai profuso il tuo estro bizzarro, quella tua comicità ai limiti dell'assurdo eppure così piena di senso umano. Dedichiamo queste pagine della grande antologia di Totò a tutti coloro che lo hanno amato. Vanno bene questi ausiliari, eh? Che ausiliari? Sono tue mogli. Ma no. Quelle che sposasti da bambino prima di andare in Europa. Perbacco. È da allora che ti aspettano. Che costanza però, eh? Ma sì. E quante ne sono? 22. 22? Ma allora mi ci vuole un letto a 23 piazze. Ma no, ogni notte ne scegli uno. Ah sì? Vuoi il fazzoletto? No, grazie, non sono raffreddato. Ma non hai capito. Come non ho capito? Non sai come si fa. Giovano. Tu getti il fazzoletto. Colei che lo raccoglie Me lo lava. passa la notte con te. Ma no. Veramente? Urco can. Adesso ti faccio vedere un macello, faccio. Faccio un macello. Quante bambole, quante sono carine. Che dici? Me la fazzoletto? Beh, ce ne sono tante, cioè, vediamo un po'. Vediamo un po'. Oddio, fazzoletti. Queste o quelle, per me pari sono. Colonnello! Che c'è? Non voglio pane, voglio una decina di fazzoletti. Ma non ci sono. Solo questo? E allora bisogna adattarsi con questo. Ragazzi, io chiudo gli occhi, eh? Conto fino a 3. Al mio 3, 1, 2 e 3. Basta! Ascolta, fratello. Fratello? Ma sì, sei suo fratello, no? Ah, già, sì, è vero, è vero, è vero. Che c'è? È giunta l'ora della lotta. Sto qui per questo. Lo vedi, fazzolettino? Vai a passare in rivista la tua tribù pronta per la battaglia. Ma proprio adesso. Andiamo. In questo momento. Andiamo. Andiamo. Cara. Dunque, ragazze, non vi muovete, eh? Mi vado a fare questa rivista e torno subito.
sovrappensiero, sai, gli schioppi. Dì, ma perché mi fanno tutte queste feste? Sei il figlio dello sceicco. No, si sono accorti che io sono napoletano. Sceicco napoletano. Amico mio, i meridionali all'estero si sono sempre piazzati. Bene. Passiamo alla rivista. Sì, andiamo. No, di qua. Come ti chiami? Ali. Porti? Ah, Ali, papà. Papà? E la mamma come sta? Bene, grazie. Salutamela, eh? Chi ti ha fatto quella cicatrice? Infedele. Tutte così queste mogli. Prima ti fanno le corna e poi ti fanno le cicatrici. Pensa alla salute. Cosa hai fatto a quell'occhio? Ho dato un occhio per la causa. Le cause costano un occhio. Ma lascia perdere agli avvocati. Da retta a me, non fare il causitico. Sì, energico, fai dei rimproveri, sì, Sì. duro, ricordati che sono dei mori. Sì. È così che pulisci la pistola? Tu? È così che pulisci la pistola? Cosa fai? Lasciami perdere, faccio una scelta! Sì, non esagerare, cosa fai? Castigat ridendo mores. Ridendo castigo i mori. I mori o per bacco? Sì, facciamo una costina svelta. Sì, una parola per uno. Sì, una parola per uno. Dillo. Bel fredone, bel guerriero, bell'arabo, bel fagione, bel guerriero, bella gente, largo, permessa. Non lasciare così, c'è ancora qualche cosa, saluta. Non gli dimentichi mai. Salam! Ecco, a te. Salam, è il saluto. Ah già, è vero. Salam alek! A che ora la sveglia domani mattina? Ma che sveglia! Beh, oggi che giorno è? Giovedì. Giovedì? 7 per 8, 56, 44, il 9 nel crudo, passiamo 2 cifre. Svegliami lunedì. Ciao. Ma che lunedì? Ti sveglieremo domani mattina all'alba. E perché? Perché adesso noi andiamo a chiamare la cabina di Ahmed de Bib. Lo zibibi? Non hai capito? Domattina c'è il combattimento. Ah già. Il combattimento. Beh, e a me che mi importa? Io combatto questa notte. Via, ragazzi, via. Toglietevi dai piedi. Giù. Mogliettine. Moglie. Qui c'è il vostro maritino. Lo vedete il fazzolettino? Mogli? Fatma, dove sono le mie mogli? Le ho mandate via io. E perché? Non voglio che le mogli di mio fratello siano toccate da uno sporco giaurro come te. Non sfiorerai mai nessuna di quelle donne. Come sarebbe a dire? Provaci, ma dovrai passare prima sul mio corpo. E beh, se per questo ci passerò. Ci passerò. Come osi? Oso. Ma sono una principessa di sangue reale. Andiamo d'accordo? Io sono monarchico, sa, una mano lava l'altra. Impudente. Lo sai che potrei farti frustrare. E chi io sarebbe frustare Omar, il figlio dello sceicco? Omar! Guarda Omar, quanto è bello! Spira tanta sentimento. Mi piaci. Lo sapevo. Sei astuto come lo sciacallo, audace come il leone. Lo sapevo. È forte come... Beh, lasciamo perdere. Non si direbbe. Eppure è così. Assaggiami e diventeremo amici. Hai vinto. Lo sapevo. Aspettami. Dove? Sì, ho capito. Ma che gli faccio io a queste arabe? Boh. Non è pane mia, no. Aspetta, pazienza, finché si tratta di smalti di colore a ore, vabbè. Ma qua si tratta di inchiostri grassi. O grassi o magri. Don Antò, io l'avevo detto. Io credevo invece Ma che credevate? Questo è un imbianchino. No, Gianturco, non bestemmiate, questo è un artista. Fa così perché gli sa perché. Adesso ormai mi trovo nel ballo e qui mi tocca ballare. Cioè, ma comunque, Cantore, qui bisogna guardarsi negli occhi, guardiamoci nella coscienza di ognuno. Guardiamoci. Parliamo chiaro. Voi ve la sentite o no? Ve la sentite? Non se la sente. Un momento. Ve la sentite?
Me la sentirei. Se la sente. E allora? E allora? Con un poco di sforzo. Perdonami, è sforzato, però non abbiate suggezione. Qui siamo tra di noi. Allora, noi facciamo peccato. Facciamo peccato. Peccato mortale, facciamo. Facciamolo, questo peccato mortale, che dobbiamo fare? Io tengo solo la mamma. Non cominciamo a tirare fuori la mamma, guarda. Se lo dovesse venire a sapere. No, io non ci sto. Io la notte voglio dormire, non voglio essere eroso dai morsi della coscienza. Allora volete essere eroso dai morsi della fame. E l'intimo di sfratto, Perdone, l'intimo non vi rode. Ma la mamma? ricominciamo con la mamma. Perdone mio, tutti abbiamo una mamma. Vabbè. Allora tentiamo. Oh, sotto, lo turco! Andiamo, su, su, ti sei deciso, su. No, Guarda, su. no, Antonio, lasciatemi perdere per piacere, no, io... E capisco anche lui, capisco quello che ha detto il reverendo qua, come si chiama, signor Cardone. No, ma ragazzi, non ci dimentichiamo io chi sono, io sono un tipografo. Ma che avete in testa? Qui parla chiaro, qui sta scritto, la legge punisce i falsificatori e gli spacciatori di monete false. Qua si va in galera. Ah, e qui vi volevo. Eh sì, perché noi non spacciamo la moneta falsa. Questo cliché è autentico, è sacrosanto autentico della zecca. È chiaro, casomai noi tutt'al più possiamo essere una succursale. In francese si direbbe una dipendance. Quando a un esercente capita il nostro biglietto fra le mani, questo lo guarda e fa, dice, ah, questa è la banconota della dipendenza. Sì, è buono, dagli il resto a questa. E ci paga. Ma che dagli resta? Ma che la zecca va data l'appalto? Don Antonio, non dite stupidaggini. No, non ne parliamo, per carità. Va bene, diamo un calcio. No, diamo un calcio, io già l'ho dato. E diamo in calcio alla fortuna. Fortuna. Ma io non parlarne proprio. Non ne parliamo più. Non ne parliamo. Lasciamo andare, abbiamo scherzato, non ne parliamo. Non ne parliamo più. Io però. E ne parlate? Questa ne parla. Ne volete parlare? Ne parliamone. No, ripensandoci bene, in fondo, noi nei confronti della legge stiamo a posto. Anche la carta è autentica, tutt'al più può essere definito un reato a responsabilità limitata. E che ci fanno a noi? Che ci fanno? Va bene, vuol dire che io mi trovo nel ballo. Io continuo a ballare. Io ballo. Voi ballate? Io ballo. Voi ballate? Io non ballo. E come ballo io che sono tipografo, voi non ballate? No, cari signori, io ho sentito quello che avete detto qui di anzi, entrambi, tutti e due, con questo orecchio, non sono mica sordo, sa. Lui c'ha la mammina con la pittura, voi ci avete la tipografia. Scusate, anche io modestamente, nella media borghesia italiana, occupo una società, usate tanto. Io sono una portineria ben avviata, ho inquilini che vanno e che vengono, che quando è Pasqua, Natale, Capodanno e Ferragosto mi danno insomma la mancia, soldi, all'uomo del mio romastico mi danno fiori, candele, eccetera, e c'ho 3 figli. E allora come ce la fanno? Non si basta, lasciamo... È finita, Come l'ho detto, come l'ho detto. Noi non ci siamo visti. Ci vuole più rosso. Rosso, subito rosso. Ecco il rosso. Se permettete lo metto io. Per carità. Io sono Maestro. È magnifico. Ci siamo. Ci siamo. Ci siamo? Scusate. La cornice è proprio quella. La cornice è la morte sua, È precisa. Maestro, tocca a voi. Sotto. Sì. Lo tocco, sotto. Acqua e sapone. Presto. Ecco. Asciugamano. Subito, asciugamano. Asciugamano. Ecco l'asciugamano. Asciugamano. Alcol. Subito l'alcol. Alcol. Subito l'alcol. Alcol, questa. Sì. Alcol. Solvente. Alcol. Solvente. Ecco il solvente. Adagio. So io come si fa. Scusate. Ecco fatto. Dunque, che fate? Si sta pigliando la granatina, non è il momento. Scusate. Capita combina. Finisco. Asciugamano. Ecco, scusate, avete pazienza. Rullo. Rullo, sì. Rullo proprio, Il rullo, con Antonio. È quasi rullo. Ma no, il rullo. No, quella specie di mattarello. Ma destra, ce l'ho qui. Eccolo. Si impasta tutto Sì, qua. sì, per carità. Ecco. Basta l'uovo. Date. Figurati. Scusa. Ci siamo, Ci siamo. La carta. Subito. La carta.
Ecco qua. Ma cade, portate sempre a pezzi. La porto per comodità. Filagrana, La filagrana. ta 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 ta. È il momento di scherzare. No, scusatevi, è l'emozione, è la contentezza. Ecco qua. Piano. Abbiate pazienza. Ehi, i portieri su. Ehi, ragazzi, voi siete d'accordo? Siete? Siete? Siamo. Siamo. Ah, siete d'accordo? Ah, siamo d'accordo. Le pinze. Pinze. Ecco. Ecco pinze. È un miracolo. È un miracolo. Ecco qua. Anima di mia moglie, perdonami. Alla faccia del ragioniere Casoria. Perdona, la prima. Mi sente, va? No, Cardo, no. Mi sente, va? Non fate così. Uno stuccio d'acqua. Dove? In faccia, subito. Cardo, per sente, carità. va? Per carità. Cardo. Io direi di fare l'esperimento in quel bar lì, quello notturno. Sì. Spacciamo la prima 10.000 lire false. Sì. Andate. Come andate? Un momento, andate così. E tocca a voi. E in questa faccenda noi siamo consorti. Vabbè, facciamo la conta e chi ci deve andare. Facciamo la così. Per lui, Per il più giovane. Per il più giovane. Sì. Per me. 6. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Ma scusate, come avete contato voi? 1, 2, 3, 4, 5, 6. No. C'è un errore. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Tocca a voi. Scusate, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ah, sentite, non mi fate arrabbiare. Arrabbiare. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Tocca a voi. Sentite per piacere, io nell'avvertenza mi elimino. E per lui non c'entra più. Lui è fuori. Vabbè, e allora lo turco. 4. 1, 2, 3 e 4. Sentite, voi siete un bravo tipografo, ma come contatore non valete niente. Abbiate pazienza. Era 4. 1, 2, 3 e 4. Tocca a voi. Scusa, 2, 3 e 4. Tocca a voi, andate, abbiate pazienza, donatore, implichiamoci. Io mi elimino. Abbiate pazienza, eliminate. Si capisce? Allora rimango in gara solo io. Voi su. Andate. E ricordatevi di spacciare il biglietto falso, non quello buono. No, io a quello buono ci ho fatto una crocetta vicino. Non mi confondete. Violate, eh? Andate. Dunque, allora, vabbè, andate. Vabbè. M'avete chiamato? No. Andate. Non mi chiamate. No, ma chi vi chiama? Nazionale esportazioni morbide per cortesia. Ecco qui, 5 esportazioni morbide. E a me per favore. Pronti? Me le volete cambiare con più morbide perché se... Più morbide. 3 toscani. Tutte morbide. Ecco qui. 3 toscani. Queste sono morbide. Grazie. Lei che vuole? Che vuole? 3 toscani. Mi ricresce, i toscani sono finiti. Beh, e allora mi dia una saponetta? Saponetta? Palmolive? Sì, palmolive, bene. Ecco qua. Palmolive. Grazie. Un momento, Ecco qua. Ecco qua. 10.000. Grazie. Buonasera. Buonasera. Ah, senta, lei? Ho trovato un sigaro toscano. Beh, non fa niente, grazie. È meglio che non fumo. Buonasera. Buonasera. Dei cerini, per favore. Io ho deciso. Faccio un bel guardaroba fornito. Tutto a doppio.
2 vestiti, 2 camicie, 2 collette, 2 cravatte, 2 paio di bretelle, 2 cinte, 2 calzoni, 2 mutande, 2 fazzoletti, 2 scarpe e un bel cocomeri americano, di camello. Cocomeri? Di camello, col cappuccio, americano. Americano, col cappuccio. Ma che ci sono i cocomeri americani? E come ci sono i cocomeri americani? E l'hanno portato loro da lì, adesso li fanno anche qui. I cocomeri? Quello col cappuccio che quando fa freddo io me alzo sotto al portone, è vero? Me l'alzo e sto incappucciato. Ho capito, i Montgomery. I Montgomery, sì, quelli a 3 quarti. Sì, quelli con gli calamari. Con i calamari, bravo. Sì. E le scarpe. È l'unica cosa che ci tengo, le belle scarpe nuove. È la base. Belle, sapete, quelle là... Con lo scrocchio. Ecco, con lo scrocchio. Di chiacchiere. Danno importanza. Ecco. Avete deciso qualche cosa per quest'estate, no? Sì, io già ho deciso. Prendo mammina e vado a fare il pellegrinaggio a Gerusalemme. Terra Santa. No, io vado a Monte Carlo. A Monte Carlo. Monte Carlo. E dove resta? È nella Francia meridionale, nella Costa Azzurra. Un posto meraviglioso. C'è il casino. Cosa c'è? Casino. E c'è bisogno di andare a Monte Carlo, scusate. Va a giocare. Come capito. Chi è? Vigilanza notturna, chi c'è dentro? Sono io, la Turco. Sto facendo un lavoro straordinario. Ah, signor Lo Turco, sentivo dei rumori, buonanotte. Buonanotte. E qui bisogna mettersi a lavorare, Don Antonio, se no il nostro progetto è Monte Carlo e Gerusalemme liberato qua se ne va in aria, lavorare. Sodo. Su, andiamo. Perché ci tocca accompagnare la nostra sorella a Milano. Nostra sorella non può andare sola. Vabbè, la accompagniamo, ma... Piuttosto ci vorrebbe qualcuno che ci mettesse a giorno. Per andare a Milano non è una cosa semplice. Qualcuno? E io allora qua che ci sto a fare? Tutti mi chiamano il milanese. Mezzacato, ma parliamoci chiaro. Voi siete stati veramente a Milano, no? E come, non ci sono stato? Ho fatto il militare nel 31. Dico io, Cavalleria. Mezzacapa. E i milanesi, quando vi vedevano, che dicevano? Che tu? No, dico quando camminavate per la strada. Beh, questo tipo è straniero, va. Ma per carità, sì, vabbè, che si andavano ad accorgere di me a Milano. Ma voi non avete idea di Milano, che cosa sia? Parlano, Parlano. Ma Milano è una grande città. Sì. Camminano come noi. Camminano. Ma c'è un traffico enorme. Anzi, vi dovete stare accorti, Là, attraversare una strada è una cosa pericolosa, sai. E chi attraversa? Chi si muove, per carità? Certo, non è una città, vero? Il clima non è come qui da noi. Lì è un clima più rigido. Vento, nevi, freddo, le bufere. Le bufere? Ci sono? Le bufere? Sciolto. Sì, Per la strada? Per la strada. Per la strada, dappertutto. Entrano i palazzi, salgono le scale, che ne so. Acqua, vento e nebbia. Nebbia. Questa è l'impressione. Tutta ma nebbia. A Milano quando c'è la nebbia non si vede. Perbacco. E chi la vede? Cosa? Questa nebbia, dico. Nessuno. Ma dico, se i milanesi a Milano quando c'è la nebbia non vedono, come si fa a vedere che c'è la nebbia a Milano? No, va per carità, ma quella non è una cosa che si può toccare. Diciamo così. Non si tocca. È una cosa che non si tocca. No, io adesso, a parte questa nebbia, io non la tocco, per carità. No. Ma adesso se noi dobbiamo incontrare a nostro nipote, questa cantante, come li vediamo? Dove li troviamo? Già, non ci avevo pensato.
E che è facile, la cantante, quella c'ha il nome sul manifesto. Hai capito? A Milano, quando c'è la nebbia, mettono i nomi sui manifesti. Dice, chi mi vuol trovare, io sto qua. Ah, ho capito. E mette Le segnalazioni. le segnalazioni. Ah, no, vedete il nome della cantante, andate a teatro. Ma come si chiama questo? Aspettate, mi ci ha segnato. Ma si può sapere che c'hanno da ridere? Chi? Ridono. E per forza. Tu ti sei mai visto nello specchio? Vero Peppino, tu, vestito da milanese, sei ridicolo. Ah, perché tu no? E che c'entri? Io ci ho voluto io. Intanto mezza capa, disse che a Milano faceva freddo, che c'era la nebbia. E beh, e dove sta questa nebbia? Ma scusa, come dissi mezza cara? Quando c'è la nebbia, non si vede. La nebbia c'è e non si vede. E non si tocca. Intanto io sento caldo. Ma non dire sciocchezze, a Milano fa freddo. Pure io sento caldo. E sarà un freddo caldo, che vuoi che ti Un dica? freddo caldo. Andiamo all'albergo, io non ne posso più, mi sento morire dal calore. Andiamo, Ma noi andiamo all'albergo, così di questo caldo io non lo sento. Ah, non lo sento? No, a Milano non può fare caldo. Va bene. Questo è il vino. E l'olio. Allora, mutande Dammi. e pane. Oh, Peppi, attacca sta caciotta. Questa è la pasta. Pasta bianca. Che dici, basterà per 3 giorni sta pasta? Speriamo. Sono 4 chili. Basta, sì. Peppino, fammi la valigia della biancheria. La biancheria l'ho già sistemata io. Il ritratto della buonanima di mio marito. Sta là, ecco qua. Dammi qua. Oh, e qui che c'è? Qua c'è la biancheria. Ma che biancheria? Dai, aria, su, aria. Camminate per la stanza, aria. Sciò. Oh, ma pare che non c'è nient'altro da mettere a posto, vero? No, dico io, adesso che stiamo a Milano, finalmente, vogliamo andare a vedere questo famoso Colosseo? Ma che Colosseo è Colosseo? Voi dovete pensare a sistemare la faccenda di mio figlio, Colosseo. Quella, come vi ho detto, la sistemo io. Modestamente io vado a parlare alla ragazza, ha 2 parole che... ho detto tutto. Ma che ho detto tu? Ma che dici tu, questo ho detto tutto che non dici mai niente? Oh, cosa credi? Metti a posto là con 2 parole? Ma che ti sei messo in testa? Cosa credi che è una donna così, quella? Quella è una donna di alto bordo. Là ci vogliono soldi assai. E fortunatamente i soldi l'abbiamo portati. Li ho portati. Li hai portati. Hai portato quel cestino? Noi facciamo una cosa, in quel cestino ci mettiamo tutti i soldi dentro, poi ci scriviamo una bella lettera di accompagnamento e ce la portiamo. Poi io voglio venire con voi. No. Tu vatti a riposare che sei stanco. Vatti a vai, su. riposare, Lucia, vai. Su. Lucia, vatti a riposare, lascia fare a noi che siamo uomini. Luci, siamo uomini o non siamo Ma che uomini? siamo Oh. uomini. Allora i fratelli tuoi che sono venuti a fare? Giovanotte, carta, calamai e pinna, su. Allora, scriviamo. Dunque. Hai scritto? Un momento, no? E comincia, su. Carta, calamari e pinna. Oh. Ragazzi. Oh. Signorina? Signorina? Dove sta? Sì. La signorina. Quale signorina? Hai detto signorina? È entrata la signorina. Hai detto. Signor... Avanti. Animale, signorina! È l'intestazione autonoma della lettera. Oh, signorina. Non era buona quella signorina. Signorina, veniamo noi con questa mia a dirvi. Veniamo noi con questa mia a dirvi. A dirvi una parola. A dirvi. A dirvi una parola. Che? Che? Uno quanto? Che? Uno che? Uno chi? Che? Scusate se sono poche. Che? Scusate se sono poche. Ma 700.000 lire, punto e virgola, a noi,
Noi. ci fanno, specie che quest'anno, una parola, quest'anno c'è stato una grande moria delle vacche, Una grande... come voi ben sapete. Voi. Punto. Punto. 2 punti. Ma sì, febbre che abbondiamo. Abbondandis ad abbondandum. Questa moneta servono. Questa moneta servono a che voi vi consolate. Oh, scrivi presto. Con Che insalata. voi vi consolate. Avevo capito con Voi vi l'insalata. consolate, non mi fa perdere il filo, che ce l'ho tutta qui. Avevo capito con l'insalata. Dai dispiacere che avreta, già, è femminile, che l'avete perché? Che? Perché? Non so. Io non so. Perché che cosa? Perché chi? Perché qua? allora, perché? Ah, perché Dai dispiacere qua? che avete perché? Perché qua? È aggettivo qualificativo, no? Io scrivo. Perché dovete lasciare nostro nipote e gli zii, che siamo noi medesimo di persona. Ma che stai facendo una faticata, se asciughi i sudori? Che siamo noi medesimo di persona, vi mandano questo. Questo. Perché il giovanotto è studente che studia, che si deve prendere una laurea, che deve tenere la testa al solito posto, cioè sul collo. Punto e virgola, punto e un punto e virgola. Troppa roba. Salutare lascia fare, che dica che noi siamo provinciali, siamo tirati, salutandovi indistintamente, sbrigati, salutandovi indistintamente, i fratelli Caponi, che siamo noi. Questa apri una parente, dici che siamo noi, i fratelli Caponi. Caponi. Hai aperto la parente? Chiudila. Ecco fatto. Vuoi aggiungere qualcosa tu, papà? Ma io senza nulla a pretendere non c'è bisogno. In data odierna. Ma quella poi si Va capisce. bene, si capisce. Piega i lembi. Avanti. Spirito. Ecco fatto. Chiudi. Andiamo. Andiamo. Ecco fatto. Lucia, noi andiamo. Noi usciamo. State attento, Apri. Bello, eh? Che sarà, il municipio? Come municipio? Fai tu che dici? Questa deve essere la Scala di Milano. E dove sta? La che? La Scala. Starà dentro, no? Ah, è bello, sembra vero. Come sembra vero? È vero, questo è uno stile etrusco. È un mezzo vale. Un mezzo vale. Mezzo va. E invece ci credi, sto paese è così grande che io non mi raccapezzo. Ma come si fa? Bisognerebbe trovare qualcuno, che so, per sapere l'indirizzo di questa Marisa Floriano. Domandiamo a quel militare là. A quello. Ma che sei pazzo? Quello deve essere un generale austriaco, non lo vedi? Va bene, siamo alleati. Siamo alleati. Già, è vero, siamo alleati. Siamo alleati. Andiamo. Vieni. E scansati. Scusi, lei è di qua? Dica. È di qua? Sì. Sono di qua perché? Ma c'ho pa per un tedesco. Ah, il tedesco? Te l'avevo detto che era tedesco. Ah, e allora come si fa? E ci parlo io. Perché tu parli? Ho avuto un amico prigioniero in Germania. Non mi interrompere, sennò perdo il filo. Dunque, excusami, Sai che? bitte schön. Noio? Sai che? Ha capito? Cadetto. Dopo ti spiego. Noio volevamo savoir. Noio volevamo savoir l'idris. Ja. Ja?
Ma bisogna che parliate l'italiano perché io non vi capisco. Parla italiano! Parla italiano! Complimenti! Complimenti! Parla italiano, bravo! Ma scusate, Dunque, ma dove vi credevate di essere? Siamo a Milano qua. appunto, lo so. Dunque, noi vogliamo sapere per andare, dove dobbiamo andare, per dove dobbiamo andare. Andare. Sa, è una semplice informazione. Sentite, Sì, signore. se volete andare Sì, al manicomio, Sì, signore. vi accompagno io. Sì, signore. Ma guarda un po' che roba. Ma da dove venite voi? Dalla Val Brembana? Non ha capito una parola. Sai che facciamo? Questa è la piazza principale. Sediamoci qui, quella qua passa. Ma che sei pazzo? Che credi che è un paese? Questa è una grande città. E allora come Vieni con me, facciamo? ci penso io. Vieni con me. E là, che è quello? E quello sarà un arco di dito. Non è pericoloso. Ma che pericoloso. Quello così alto. Signor Marchese, anche lei? Sì, Antonio. Dove siamo? Sottoterra. Allora siamo morti. Ma no, aspetta, c'è un fiammifero. Ma questa è una tomba. Allora siamo defunti. Ma no, una tomba antica. E allora siamo morti da un pezzo. Infatti, io sentivo un puzzo. Guarda, una porta. Una porta. Oh, che magnificenza. Ma questa è una necropoli. Una necropoli? Speriamo di incontrare un necropolitano che ci dica dove dobbiamo uscire. Guarda, il gatto. Il gatto. Atlas. Forse tu non lo sai, Antonio, ma il gatto è il simbolo dell'antico popolo atlantico. Capisci? Atlantico. Perché se non lo so? Ma come si fa a non saperlo? Lo sanno tutti, ne parlano tutti. Il gatto atlantico. Ma no. Come no? È così, creda a me. Ma che bel gatto. Guarda, c'è anche la ciotola per le offerte. Rippa. No, occhi. E vabbè. Occhi nemici. E vabbè, il giovedì occhi nemici, sabato trippa. Siamo tra le rovine di Atlantide, l'antico continente che univa l'Africa con l'America. Mezzo al mare. Guarda! E questi cosa sono? Saranno i padroni del gatto. No, sono statue d'oro. No, no, questo è dorato. E perché? Non vedi che faccia da falsa che c'è qui? Antonio, nascondiamoci. Marchese, Vieni. no, sono io, Marchese. Sì, aiuto. Zitto, si nasconda, si nasconda. Fantasmi. Mamma. E chi sarà? La figlia del gatto. Chi era? Ma, Aveva la maschera d'oro. maschera d'oro. Aiuto! L'avete vista? Chi è? Io sono un uomo morto. Lo vede, Marchese? E lei insiste a dire che qui c'è della gente viva? Io sono morto per il mondo, vivo solamente per lei. Per chi? Per chi? Per Antinea, la regina di Atlantide. È bellissima. Voi non l'avete vista perché ha la maschera. E sapete perché ha la maschera? Sarà carnevale. No.
No. Perché la sua bellezza è fatale. E chi la guarda si innamora di lei. Eh. E diventa pazzo. Pazzo! Come me! Si vede che sono pazzo? No, per carità, ma che... Eppure lo sono. Sì. Ma non si può vivere senza guardarla. Già. Non si può guardarla senza toccarla. Già. Non si può toccarla Senza cosarla. senza morire. Marchese, andiamo via, torniamo su. È meglio già reperire che i matti morti. Io ho un brutto presentimento, signor Marchese. Andiamo via, mi stia vicino. L'unione fa la forza. L'unione fa la forza, mi stringa, sì, così. No, è troppo forte. Ecco gli stranieri, o regina. Beh, lasciatemi sola. Meno male, così me ne vado anch'io. No? Voi dovete rimanere. Voi sapete chi sono io? Sì, sei Antinea, regina delle Atlantidi. Ti hanno parlato di me. Che cosa ti hanno detto? Che sei bellissima, ma non ci credo. Perché? Perché una donna bella non copre il suo volto con una maschera brutta. È racchia. Vuoi vedere il mio volto? E perché no? Te ne pentirai. Alla faccia del bicarbonato di sodio. Che cosa ne dici? Che sei la più bella donna che abbia mai visto. E tu? Ti sembro bella? Porco can! Allora ti piaccio? Molto, moltissimo, più forte di me, mi piaci. Peccato, perché a me tu non piaci. A me piace lui. Io? Sì, tu. Lui? Sì, e sarai mia. Ah no, questo non lo permetterò mai. Ma scusi, Marchese, se lei ci sta, Vada a togliere quello che fai. Ma io non faccio niente, lei che fa? Io ti amo, straniero. Mi ama. Tu sei l'uomo che dividerà con me i tesori di Atlantide. L'uomo che salirà al mio fianco sul trono dei miei padri. Vuoi? Ma certo, io salirò sul trono di tuo padre, sul trono delle tue madri, dei tuoi fratelli, i cugini, i cognati, gli affini, i collaterali, fino al 7° grado! Ah! Ma scusi, Marchese, perché lei si arrabbia? Non è innamorata? Lei non è innamorato di Lulù? Chi è Lulù? Io non conosco nessuna donna all'infuori di questa. Anche impunito. Signor Marchese, con tutto il rispetto parlando, questa donna me la pappo io. Lascialo, Antonio, io ti ammazzo! Ah sì? Ah sì? Scusa, bellezza, tu qui sei la regina? Sì, e tu sarai il re. Ma sono un re di quelli che comandano qualche cosa, o sono un re di quelli che non contano niente? Sei il padrone assoluto. Padrone assoluto? Padrone assoluto? Ah sì? Ah sì? Signor Marchese, con tutto il rispetto parlando, adesso l'arrangio io. Scusi, eh? Armigeri! Conducete quel signor Marchese al fresco. Scusi, Obbedite. Cosa fate? Lasciatemi! Lasciatemi, te la farò pagare! Ti do gli 8 giorni! Gli 8 giorni ti do! Gli 8 giorni! Sì. Io però intanto adesso mi faccio le 8 notti. Finalmente soli. Finalmente sono. Lo sai che sei molto bello. Mi vedi adesso? Dovevi vedermi quando io avevo 3 anni. Avevo i capelli lunghi così. Tutti mi pigliavano per una femminuccia. Ho baciato più di 1000 uomini. Beh, non importa. A me il passato di una donna non interessa. Cosa vuoi? Io sono un uomo di mondo. Ma non ho mai incontrato un uomo come te. Oggi? Ho paura. Ma di che? Che paura? Un pezzo di regina come te paura? Ma falla finita. Ho paura di innamorarmi. Cara, baciami. Scostati, sei impuro. Devi purificarti. Ancelle. Portatelo di là e acconciatelo per le feste.
Dico, ma non facciamo scherzi, eh? Stai tranquillo. Profumatelo e vestitelo per il rito d'amore. Se è per questo. Ciao. Ragazze, lambellatevi. Signor Pio! Oh, mamma mia! Signor Pio! Il signor Ottone! Che dolore, guarda qua. Tutto bardato a lutto. Ma che ha Ottone! fatto? Guarda i bracci, che dolore, guarda. Male in braccio. No, guarda. Ma che è successo? Leggi, leggi. Seconda pagina, interno 5. Interno 5? Sì, quinta colonna. Che c'è? Cognata via. L'onorevole Giolitti dichiara alla Camera che con gli ultimi stanziamenti non vi saranno più allegamenti No. del Polesine. Sotto il Giolitti, guarda che c'è sotto il Giolitti, guarda. Sotto a Giolitti, acqua chinina amicone. No, nemmeno amichina amicone, guarda Nemmeno. sotto l'amica amicone. Ma sotto dove? In fondo. Munita dei conforti religiosi, si è spenta ieri Angelina Marchi. Ne danno straziati notizie alla figlia Patrizia e l'amico devoto Ottone degli Ulivi. Detto Zazà. No, non c'è. Lo sanno tutti, lo sanno. Mi piangi del collo, mi piangi. Ottone, ma è lei? Lei. Ottone. Lo so. Beh, via. Non si lavora oggi, si chiude per l'otto. Condoglianze, signore. Grazie, pure a te, figlia mia. Pure a te, figlia mia. Va. Ottone. Ottone, coraggio. Ma dimmi, fratello mio, E che coraggio. ma è quella lì che tu volevi sposare? Sì. Ah. Ero pronto per riparare. Lassù non hanno voluto, lassù. E io sono rimasto solo. In questa valle di lacrime a piangere, a pagare e a scontare. Ottone, la vita è come una cambiale. Hai detto bene, la cambiale, la vita è una cambiale. E io devo pagare, capisci? Devo pagare. Beh, Ottone, in quanto a pagare c'è sempre tempo. No, mica tanto, cioè, mica tanto. Quanti fiori io porterò sulla sua tomba, quella bella tomba che io farò costruire per lei, tutta di marmorero costosissima. Fai bene. Col tuo aiuto, si capisce? Con il mio aiuto? Sì, vabbè. Come sarebbe con il mio aiuto? Io ti ringrazio che tu, lo sapevi che tu mi aiutavi, lo sapevo. Io ti aiuto Ma io restituirò, eh? Ah, io lavorerò, pagherò e spierò e restituirò. Sì, Io restituirò, pagherò e spierò. Un momento, aspetta un po'. Perché per restituire bisogna che uno dia un prestito. Io il prestito non l'ho fatto. Pio, non vorrai mostrarti tirchio davanti al lutto di tuo fratello. Guarda qua, guarda qua. No, non è questo. Ma scusa, se io morissi non mi faresti una tomba. Luisa, ma si capisce, una tomba, una... Che bella idea che mi è venuta, che bella idea magnifica. A me mi vengono così idee, mannaggia come vengono idee a me. Si potrebbe fare una bella tomba, ma grande, ma molto grande. Un tombone, va? Un tombone per tutta la famiglia. Ci andiamo tutto quanto dentro. Tu puoi inaugurarlo quando vuoi, io do la precedenza. Grazie. Tu sei fratello, do la precedenza. Io ti ringrazio. Ma tu non ti devi interessare di niente, penso tutto io. Io parlo con gli ingegneri, con l'architetto, con i muratori. Vuoi vedere il progetto? Vuoi vedere il progetto? Io vedo il progetto. Ottone, Faccio vedere il aspetta un progetto. momento. Ti faccio vedere il progetto. Ma che progetto? È un progettone, guarda qua. È un progesso. 8 colonne. È un'esagerazione, questo è il foro traiano. Per l'importanza del monumento, capito? L'importanza. E questa folla, Ah, questo sono angioletti, puttini, carini, puttini. Puttini? Sì, perché ogni colonna mettiamo un puttino una colonna un puttino. E in mezzo una bella donna che rappresenta il dolore. No, non c'entra. No, c'entra, se avvalga le colonne la facciamo entrare. Questa qua cos'è? 1, 2, 3. Ah, sì, uno scalone. 5, 6. Un bello scalone, 70 scalini, molto bello. 70? Sì, importante, se questo scalone in fondo che va a finire, capito? Ma che hai fatto il campidoglio? No, perché? Ma troppo, ma come uno va lì a piangere col pianto in gola, uno si mette a fare 70 scalini. Ma scusa, a te che te frega, tu li fai da morto, tu li fai da vivo. Hai capito? Perché io non sono morto, io sono vivo e devo salire da vivo, non da morto. No, i vivi aspettano giù, hai capito? No. Allora mettiamo l'ascensore, mettiamo. Questi che sono? Archi. Archi. Archi di trionfo. E poi che hai fatto il È Colosseo? il trionfo della morte.
Sotto passano le bare, capito? Importante. Mamma mia. E questo quadrato? Ah, sì, questa è la mia trovata, una piscina. La piscina? Piscina, sì. Nella cappella la piscina? Sì, ed estate, fa caldo, uno sta lì, sta così, insomma, a un certo punto si spoglia, fa un bagno, un tuffo, Quindi una granita, diceva qualche amico. Allora bisogna mettere un piccolo bar. Ma va. E questa fossa intorno, che cos'è? Ah, questa è un'altra trovata mia, carina, ma te la spiega. È il muro del pianto, il muro del pianto. Ma dove stiamo? A Gerusalemme? Ma scusa, che devi piangere, dove piangi? Vicino all'albero, io la guardi e dici... Ma piange, inginocchiati, in un posticino, davanti alla cappella. Ma che vabbè, sarebbe il muro, vabbè, sarebbe il muro. No, qui non funziona. E poi qui ci vuole un preventivo fatto bene. E già l'ho fatto. La cifra, la so a memoria la so. E cioè? 638 lire, non ti puoi sbagliare. Un capitale? Un capitale. No. Lo ricaro, scusa, lo ricaro. Per carità, per lo meno si fa a metà. Vabbè, facciamo a metà, vuol dire che caccio le mie 38 lire e buonanotte. Ah, tu te la cavi con 38 lire? Io sono piccolo, insomma, che posto posso occupare io? Ti pare? E se non te l'abbiamo, faccio cremare, va bene, un bel vasetto di crema. Non puoi, un peccatore, tu sei cattolico, non ti puoi far cremare. Va bene, allora non ti dico che metterò da piede, che devo fare? Ma scusa. Adesso il conto lo faccio io. Amica mia, a te Pinna Maniglia lavora anche senza spalle. Ma che scherziamo? La chiave dove sta? Per poco non mi spezzavo un dente. E che sei stato io? Perché tiene le mani dappertutto. E che ne so che si hanno a avere qui? I soldi di qua tieni, io non lo faccio per te perché hai preso qualche cosa. No, non ho preso niente. Apri la mano. Non ho preso niente. Io lo faccio per quell'anima santa, la madre di Patrizia. Signor, din da lui Sardini ci sta una signora, dice di essere la madre della signorina Patrizia. Poi? Allora non è morta, questa è viva. No, E io all'occo me l'ero creduto. Ma quando sei scemo, scusi che te lo dico, fratello mio, sarà un fantasma. Ma che fantasma, signor? Quella è di là in carne ed ossa, anzi più in carne che in ossa. Bucciare. Che te devo dire? Sarà incassato dopo morte. Sei un mentitore, lo dico sempre io, ma tu te lo sposerai, vivo o morto, te lo dice tuo fratello. Ehi, fai passare la salma. Ma che vita a pranzo? Ma io, senza una tazzina di caffè, un bicchiere d'acqua fresca, ma che... Illuso, volevi il caffè? Mia moglie il caffè lo fa solamente la mattina e quello, sai, quello fatto con la cicoria. Mezza pazza. Che mentalità. Sei sparato tua moglie? Non ci fa caso, non ci fa magari. Perché Ignazio, il torchio, si vede che sta facendo qualche rapimento. Sai come qui, in questo paese è una guerra, ogni tanto, sti banditi, è una cosa proprio... Ehi, perché non dice a Ignazio il torchio che ti rapisca tua moglie? Così te la togli di torno e non se la parla più. Volesse il cielo, volesse... Ma chi vuole che se la piglia qui? Chi vuole che se la piglia qui? Un'idea magnifica. 8 giorni di Bagordi a Roma, non ce li toglie a nessuno. Però tu mi devi essere complice. Sì, così facciamo la fine di poco prima. No. Ma facciamo una bella figura. Non lo faccio il complice. Non la voce. Non lo faccio. Accostati. Chi è? Che è successo? Il dito. E per forza. Tu metti la mano così, se tengono la mano così, io non lo so. Vorrei sapere dove devo tenere. L'altro che... Di mano, parla. Per forza, sei tu che metti le mani si tengono così. Sì. Dunque. Parla, di. Tu sai scrivere una lettera minatoria? Io so scrivere, ma non ho mai scritto al minatore. Che c'entra il minatore? Al minatore che c'è? Minatoria, c'è una lettera ricattatoria. No, per carità, poi si riconosce la calligrafia. Già, questo è vero. No. Perché non la scrivi tu? Sei pazzo. Riconosco la calligrafia mia, vado a finire in galera. Ci devo andare io in galera. Vabbè, tu sei barbiere. Ma perché i barbieri vanno in galera? Possono andare in galera. Ma che mentalità? Ma nessuno ha mai proibito ai barbieri di andare in galera. Vabbè, io non ci voglio andare in galera. Dimmi questo piuttosto. Allora? Senti una cosa. No, io me ne vado. Aspetta un momento. Lascia, togli il piede. Sono un genio. Prendiamo dei giornali
dei giornali con la forbice, zac, 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 è fatto. Vieni con me. Ma sei ingombrante. Fai attenzione. No, io me ne vado. Ingombrante è rumoroso. Guardi, in un momento di... No, io me ne vado. Non la faccio, non la faccio. Detto il torchio, adesso ci vuole una lettera O. O come Torino. O. Ma non c'è. Come non c'è? Non c'è. E non ritagliato 10, come non c'è? Lo so. Eccola qua. Taglia, eccola lì. Ce l'hai lì. Lì. Ah. La cosa. No, già c'è una cosa. Scusa. Tu stai sempre con la testa avanti. Ecco. Occhio. Aspetta, c'è te la vedo là sopra. No, non molto. Ecco. Dunque, una lettera minatoria questa va bene. Signora? Sì, signora. Mia moglie, dove sta la signora? Noi non ci conosciamo, E Pif. È andata via, è passato. Mia moglie. Ma chi tua moglie? Zitto. Ah no. Zitto! Dove l'hai visto? Ma non l'ho visto, io ho detto signora. Ma dicevo un'occhia parole. Facciamo dello spavento. Facciamo questo. Tu dicevi signora? Signora, siete quasi vedova e lo sarete veramente se non porterete stasera stessa al pozzo dei Rospi. Dei Rospi? Cretino, ignorante. Rospi, con una P. Uno ce n'è uno. No, Rospi è plurale, 2 P. Rospi, Rospo è un rospo solo. Hai ragione. Beh, vabbè, quello poi sono banditi, sono ignoranti. Poi prendo io la responsabilità. 5 milioni, vinco 5 milioni. 5 milioni. E ti pare che io valgo 5 milioni? Beh, vabbè, lasciamo non valgo di più. Come lasciamo andare? No, ragioniamo. Assoliamo queste che ci tengo moltissimo. Ma che puoi assolare? Ma che valgo meno di 5 milioni. Non ti conviene. Ecco. Questo è posto. Non te nascondo la mia. Io passo, dissi tolto. Appena se lo vedo qua tu fai mani in alto. Io alzo le mani e tu mi caturi. Ma perché devo fare questo? Come perché? Per procurarci una testimonianza. Qualcuno che ci vede e dica, un domani, sì, l'ho visto io. Il signor Antonio l'hanno rapito i banditi. Povero signor Antonio, come tremava. Ho capito. C'è gente. Facciamo la cena. Questo è il momento. Facciamo la cena. Io leggo di secondo. È pronto? Vai in alto! Eccomi! Vai in alto! Eccomi, mi non ti può! Perbacco, quelli sono carabinieri! Questa è una volta buona, c'è gente. Vai in alto! Sì, vai in alto! Aiuto! Che ti muove! La rivoltella. Che t'ammazza! Cretino, la rivoltella. Aspetta! Barbiere, la rivoltella. Vai in alto! Sì. Eccomi qua. Cammino! Sì, ci hanno visto, sì. Cammino! Sì. Cammino! E non passa così! Mamma mia! Smettila di piangere! Mamma mia, che paura, signor, ancora me lo vedo davanti agli occhi, quel brigante. Hai visto in che direzione sono andati? Non lo so, verso la montagna, tutte e tre. Tutte e tre? Come tutte e tre? Chi erano tutte e tre? Sì, lo padrone, lo brigante e lo somaro. Mamma, qua bisogna fare qualche cosa. Sì, fare qualche cosa. State zitti, non dite niente, silenzio, basta vedere. Destino cane il mio. Una volta che il prima ad avere una notizia, niente, non la posso mandare al giornale. Sei matto? Vuoi che quelli ammazzino subito mio padre? Appunto dico, non posso. Destino cane.
No, no, per carità, non si può parlare. Vi ricordate il fatto del barone Cosimo l'anno scorso che fu sequestrato? I nipoti lasciarono trapelare qualche cosa alla polizia, che successe? Il giorno dopo erano eredi di 200 milioni, il poveretto era stato ammazzato, era stato ucciso, capite? Quei poverini rimasero senza lo zio, disgraziati. Disgrazia fino a un certo punto, signora. 200 milioni. Vabbè, ma insomma, Alberto. Vado io. Leggete, è scritto qualche cosa. Signora, siete quasi vedova e lo sarete veramente se non porterete stasera stessa al Pozzo dei Rospi 5 milioni in contanti. Niente scherzi. Quando arrivate bendatevi la faccia, che meno vi si vede meglio è. Ignazio, detto il Torchio. Questo è il Pozzo dei Rospi. Qua debbono venire. Non ci sta nessuno. Chi è? Sto qua, chi è? Fanno animali. Quante bestie che stanno qua, quante bestie. Specie di bestie stanno in mezzo a questo. Si avvicina. E quanti ne sono? Appuntamento con certi banditi. Voi chi siete? La setta del Torchio, siete voi allora? Io avevo portato i soldi, sì, e non mi potete far risparmiare qualche cosa. Ma io guardate che va bene, sì, ecco qua. Ho portato tutto, sta tutto là dentro. Mio marito, quando me l'ho data adesso? Quando me l'ho restituito? Tra 8 giorni.
Signore e signori, buonasera. Affidiamo alla televisione le immagini di questa nostra serata. Da questo momento entriamo in trasmissione televisiva diretta. Secondo le tradizioni del nostro tabarin alla moda della Belle Époque, eccovi un balletto di mezzo secolo fa. Polka! Quando l'hai preso? Questo è uno. Io, godi anche tu. Tango. A casa abbiamo degli altri, già? Hai visto quando... Ma signore, così tanto. Lui è sempre distratto. Stai con la testa nelle nuvole, stai. Signore, ma fai certe figure, ma scusi. Ma fai certe figure, mi fai fare. Andiamo. Sì, dai, me lo scusino, signori, me lo scusino. Ma che vuoi fare un duello con la gente, tu amici? Vuoi fare un duello, vuoi fare? Cafone che non sia altro. Guarda dove metti i piedi, dove metti gli occhi. Andiamo. Vai! Prego, signori, da questa parte. Grazie, ecco che come meglio. Prima io che sono un signore. Allora, si accorge. Ma dove sta? Con eleganza. Così, guarda come faccio, guarda. Ma devo decrire qui che hai fatto male? Pulisciti che fai schifo. Poi, guarda chi c'è, la baronessa della... La lampa. Ecco, la lampa. E poi. Bene. Più gentilezza. Non ci sono. A Roma, Roma, le vorresti conoscere? Sì, ti servo io. Cameriere, garzò, ragazza! Che ragazzo? Stai al negozio. Comandi, signore? Ma non so se le figliole possono... Ma lei tenti. Tenterò. Guardi, così lei tenterà meglio, Grazie, signore. Tenterò. E ne faccia buon pro, Apri la porta a destra! Apri la porta a destra! Che si offrite? Champagne! Cameriere! Ragazzo! E lei che siete tanto ricchi? Ricchi sfondati siamo! Veramente il ricco sono io, lui è assolutamente spontaneo. Ce lo regalate 1 milione per uno? Un momento, 1 milione. Quanti ne siete? 8. Ce l'hai 8 milioni di spicci? In questo momento no, però possiamo rimediare. Io ho un pacco di 800.000 lire. Vado 100.000 lire per una. 100.000 lire per ciascuno. Bravo, grazie. Prego. Grazie. A chi le do il consegno? A me. Dopo, questa se la squaglia, Ma tu sei sposato? Sì, purtroppo sì. E com'è tua moglie? È più carina di noi? Ragazze, voi conoscete la peste bubbonica? Mia moglie ha la peste bubbonica. Allora è brutta. È brutta, via, brutta proprio, non esageriamo, via. Brutta no, è raggia. È
fosse soltanto una racchiedine, è antipatica, è avara, è tirata, è nevrostenica, si chiude tutto, si conserva i soldi e non pensa che un giorno o l'altro deve morire anche lei. Ed io non vedo l'ora che crepa, perché quando crepa, io come marito consorte eredito tutto. Non pensiamo a queste malinconie, facciamo un brindisi. Un brindisi! Il primo brindisi lo voglio dedicare a mia moglie. Moglie mia, io non so dove sei, ma ovunque tu sia, io faccio un brindisi alla facciaccia tua. E alla salute mia! La colazione del signor Marchese. Colazione del signor Marchese. Ottimamente, Battista. Grazie. E voilà! È una schifezza. Dobbiamo cambiarlo? No, e perché? Non è il caso. Va bene così. Battista, andiamo. Ludovico, buongiorno. Questo chi è? La nuova guardarobiera. Guardaroba? Guarda che roba. Sai chi sono io? Il maggiordomo. E sai anche che io sono sopra tutti? E che volendo? Beh, ne parleremo, eh? Battista? Allo? Sono le 10. La colazione del signor Marchese è pronta. Signor Marchese? Non c'è. Può far bacco? Non c'è. Battista, guardate sotto il letto. Sotto il letto? Non si sa mai. Non c'è. Non c'è? Avete guardato bene dappertutto? Sì, signor Antonio. Guardiamo un po' nei cassetti. Il signor Marchese in un cassetto. Non si sa mai. Se non c'è il signor Marchese, può darsi che ci sia il suo portafoglio. Niente. Il portafoglio? No. Non c'è? No. Mi dispiace. Mi dispiace che non ci sia il Marchese. Battista, ricordatevi, lo resta soprattutto. Gastonino, sei segno? La Marchesa. La tua mammina. Povera donna. Povera madre di un figlio tanto dissoluto. E pensare che così esile, che un colpo troppo forte la schianterebbe d'incanto. Battista, andate. Lasciatemi solo con lei. Sì, signor Antonio. Povera madre. Gastone? Antonio, Buongiorno, madama la Marchesa. dov'è il signorino? Antonio, cos'è quella faccia? Che cosa c'è sotto? Sotto il letto non c'è niente, Marchesa. Abbiamo visto nei cassetti nemmeno. Forse nell'armadio, ma non credo. Oh, basta, basta. Ho compreso la triste verità. Gastone ha passato la notte fuori di casa con quella donna. Oh, come soffro. Antonio, lasciatemi solo.
Come vuole, Marchesa. Come soffro. L'ho detto io che un dolore troppo forte l'avrebbe schiantato. La poltrona. Che dolore. Lo credo, Marchesa, lo credo. Che dolore. Lo so. Non avrei mai pensato di soffrire tanto. Mi convinco. Sì, caro. Povera Marchesa. Mai. Povera Marchesa. Grazie, Ludovico mio, grazie, caro. Andiamo. Presto, chiudete la porta. Andiamo su, ragazzi. Il sale alla Marchesa. Come soffro. Come soffro. Che dolore. Ha passato la notte con lui, con la calzonettista. Che schifo, Marchesa. Quella donna l'ha stregato. È bella, sensuale, procace. Antonio, tu andrai da lei. Sì, subito. Un momento. Sai quello che devi fare? Condurrai qui mio figlio. A tutti i costi. Gastone mio. Dove vogliamo arrivare? Giù! Dove Giù. Dove siete? Uno sbaglio, Marchesa. Giù. Antonio. Giù, Marchesa. Una mano. Subito. Anche due, Marchesa. Venga. Adagio. Grazie. Ecco fatto. Così, il braccio. Antonio, andate da lei, andate da quella sgualdrina. Vado, Marchesa. E conducete qui mio figlio. Subito, Marchesa. Immediatamente. Perché soffro. Io vado, Marchesa. Soffro troppo. Vado. Soffro tanto. Antonio. Subito, Marchesa. Gastone. Cosa fai? Lascia stare i denari che non è tuo. E stiamoci un po' attenti con questi ragazzini. Avete ragione, sono una peste. Ma lo sa lei che io ci perdo almeno un paio di centinaia di migliaia di lire all'anno con questi ragazzini? Al sabato, quando faccio scioccolata fontana, mi mancano sempre 3-4 mila lire. Perché? Il denaro che buttano dentro la fontana è tuo paese. Si capisce? Questa è la famosa fontana di Trevi. Appartiene alla mia famiglia da molte generazioni. Permette? Cavaliere ufficiale Antonio Trevi. Complimenti, Decio Cavallo. Come? Decio Cavallo. Avevo capito Caccio Cavallo. Io un po' paesano, è un buon business. Ottimo. I soldi nella fontana ce li buttano tutti. E poi ogni tanto l'affitto alle case cinematografiche, ci girano le pellicole qua. Ok. Scusa un momento, paesa, scusa un momento, qui bisogna stare con gli occhi aperti. Vuol dare qualche cosa per la Croce Rossa? Volentieri. Grazie. Prego. Che cos'è? Mi sono fatto pagare i diritti di riproduzione. Quant'è? Ogni fotografia 100 lire. Io ne ho fatte 3. 300 lire. Ma hai ragione, paesa, prego. Sembra niente. Ma la mia fontana è fotografata 1 migliaio di volte al giorno. Fatto un po' i conti, paesa. Sono circa $160 al giorno. Proprio un bel business, ok. Di un po', chi l'ha fatto questa fontana, paesa? Ah sì, un mio bisnonno. Sì. Fece venire apposta uno scultore dalla Svizzera. Aspetta, paesa, qui dici che dallo scultore Bernini. Appunto, siccome veniva da Berna, era piccoletto, lo chiamavano i Bernini. Sì, ho capito, dimmi un po', paesa, ci vogliono molto staff, cioè molti impiegati per mandare avanti questa fontana. Basta uno solo. Chiudo l'acqua, chiudo la fontana, piglio i soldi, apro la fontana e tutto. Senti, io sono italiano oriundo, ho lasciato l'America definitivamente e mi voglio stabilire in Italia. Ma vado in cerca di un buon business, sa? E perché non ti compri la fontana mia? E tu te la vendi? Eh sì, un giorno o l'altro mi devo ritirare, capisci? I dolori reumatici, vicino all'acqua, Allora la compro io. Dimmi un po', paesano, quanto costa la fontana? Ma tu pagheresti subito? Certo. Con 10 milioni della cambio. Ok, paesano,
Complimenti. Domani vieni al consolato americano e ti faccio trovare il contratto pronto e money, ok. E non mi dai una caparra? Quale caparra? È bravo questo. Se nel frattempo viene qualcuno che se lo vuol comprare, che fai? Io aspetto a te. Giusto. E quando? $500.000. Ah no, sono troppo, $500.000. Ti do 100.000 lire. Ma che sei pazzo? 100.000 lire per una massa d'acqua di questa portata. Oh, ma che in America così fanno gli affari? Posso dire? La mi scusi. Chi è mica lei, cavaliere Antonio Trevi, il famoso proprietario della famosa fontana omonima? Per l'appunto. Oh, la mi stia a sentire. Io sono incaricato da una grande casa cinematografica americana, di cui non posso fare il nome per ovvie ragioni, la quale, dovendo girare un film storico con la fontana dentro, sai come sono fatti gli americani? Sono spendaccioni, la vorrebbero comprare. O se lei è d'accordo, io ho il mandato in borsa, e che ne dice? Scusi, ma lei chi è? Non mi sono presentato? No. La mi scusi, io sono il ragionier Girolamo Scamorza. Girolamo? Scamorza. Cara Scamorza, mi dispiace, ma io sono in già trattativo con quest'altro Scamorza e capirà. Prego, Decio Cavallo. Già, Cacio Cavallo. Sa, difatti sono prima io, vero? Sì. Va bene, ma se non sbaglio il signore parlava di trattative. Il che significa che l'affare non l'avete mica concluso. No. Come non è concluso? Gli stavo dando pure la caparra. Ah sì? Ti stavi dando la caparra, ma non gliel'hai data? Oh bella, io gli do il doppio della tua caparra. Quando gli davi te? 100.000 lire. Un momento. Io non ero mica d'accordo, sa. Ah, non eri d'accordo? No. Bene, allora io gliene do 200. Ah sì? Allora gli do 300. Ah sì? E via, stammi a sentire. Tu non mi fare ingrullire, hai capito? Io sai che faccio? Che fai? Gli do 400.000 lire e l'affare è concluso. E sai che faccio? Gli do 500.000 lire e l'affare è concluso. Tiene. Ah sì? E che tu dici te? Che tu dici? Che Dio, è Dio. Io glielo accetto. Il provolone mi ha dato le 500.000 lire, l'affare è fatto, non si discute più. Arrivederci. Hai fatto l'affare concluso. Ovvio. Ma hai fatto arrabbiare. Me m'ho ingrullito, capito? Me m'ho ingrullito. A me non mi importa proprio niente, capito? Guarda un po' di sta al gente. consolato, sa? A mezzogiorno. Sì. Aspettami. Sì. Non mancare. No. Ciao Gorgonzola. Ciao, senti Arrivederci. buono. Poi a domani. Sì. Goodbye. Sì. Aspetta, bella business. Poi, ragazzi, lascia stare i soldi, sa? Cominciamo presto, cominciamo. Via, via. Oh, e un po', quanta fotografia hai fatto? E a te che te frega? Ne ho fatte 4. Ma perché? Chi sei? Mi devi dare 400 lire. Ma che c'è le pigne? Ma chi sei? Il proprietario della fontana. Ma vedi, no, te ne fallo Come falla finita? Bravissima. Cosa c'è, cosa c'è? Questo signore non vuol darmi i soldi delle fotografie. Un momento, calma signore, ma lei chi è? Sono il proprietario della fontana di Trevi. Ah, lei è il proprietario. Proprietario. E vuol dire che adesso sistemeremo ogni cosa, eh? Ma subito! Intanto incomincia a camminare, Sì, eh? sì, ma Venga subito, con me, se no prego, prende ci l'abitudine, segua. sa, no, noi le mani addosso sono spaccate, sa. Sistemeremo che... Quante volte devo dirvi che davanti alla mia casa non voglio che si lavino e si sciorinino questi panni sporchi e puzzolenti? Come la fate lunga? Lungo o corto sono affari miei. Come se questa baracca fosse Palazzo Reale. Non è Palazzo Reale, comunque è la casa di 2 gentiluomini. E vabbè, ma perché la mortifichi così? Povera donna, da una parte deve sciorinare, no? E deve sciorinare proprio davanti alla mia casa. E dove deve farlo? Non voglio interferenze. Qui comando io. Sono o non sono il padrone di casa? No, Come no? il padrone di casa è il cavalier Terlizzi e sta dentro. Senti, questo è bello. Mi sta aspettando da un'ora ed è arrabbiatissimo. Oh, senti quest'altra. E ho detto che questa volta non se ne va se non gli pagate l'affitto. Ma tu stai sentendo? Ho sentito che sono sordo. Allora, come facciamo? Scappiamo? No, che scappiamo, bisogna affrontarla a qualunque costo. Il toro va preso per le corna. Già, questo pure bene. Buona donna. Buona donna, sapete se il padrone di casa c'ha le corna? Sono affari Ma suoi. vuoi smettere di scherzare, sì o no? Smettila una buona volta. Ma tu capisci la situazione, io sono rammaricato. Ha detto proprio che non se ne va. Ma questa volta è inutile che te la ammarico, non è il caso proprio. Abbiamo l'incasso della vendita della fontana di Trevi, no? Già. Lo paghiamo con questo. Ma che sei pazzo? Perché? Oh, E perché? quel denaro corre per mia figlia. Ah già. Come facciamo? Un'idea? Ho trovato. Gaidro. Ho trovato, magnifica. Usiamo lo stesso sistema che abbiamo usato per il padrone di casa di Milano. Bellissimo. Ti ricordo che funziona bene? Funziona magnifico. Andiamo a preparare. Vai. Buona donna, lavate pure. E se il caso non fate complimenti, sciorinate. E là! Ma che
che bella sorpresa! E chi se l'aspettava? Io stavo in pensiero, era un pezzo che non ci vedevamo, è vero? E invece eccomi qui. Sono 2 ore che l'aspetto. Oh, quando mi dispiace. Se l'avessi saputo sarei venuto prima. Comunque, si accomodi. Sono già accomodato. Ah, già, è vero, che stupido. Comunque allora si scomodi. Faccia il suo comodo. Faccia conto di essere in casa sua. Ma sono in casa mia. No, un momento. Adesso ce l'ho in affitto io e ci convivo da diversi mesi col mio babbo. Da 9 mesi? Oh, tanto quanto mi dovete per l'affitto. Ma questa volta sono venuto io invece del mio amministratore. Ma perché ha voluto incomodarmi? Perché mi dovete pagare? Ma non posso? Com'è? Io sono a carico del mio babbo. Alla sua età. E sono minore? Se lei è minore, suo padre che cosa sarà allora? Maggiore? Com'è? Maggiore di per sé ieri a riposo? Ah sì? Sì, sì. E dove si trova adesso questa maggiore? Gliel'ho detto, a riposo. In questo momento sta riposando, sta a lungo sul letto. Allora lo chiamate, mentre lo chiamo io, maggiore? Lo stridi così che lo spaventa, poverino. Ma è stato poco bene, sa. C'ha avuto il morbillo. Morbillo? E anche gli orecchioni. A proposito di orecchioni. Dica. Lei li ha avuti? No, io no. Eppure me l'avevano detto. Chi gliel'ha detto? Sua moglie. Mia moglie? Oh, Babbo, babbetto, babbuccio, babbo d'oro. L'ho sentito! E dammi il tempo, no? Porco d'una mitraia! Avanti, cos'è che vuoi, piccolo discolo? Babbo, c'è questa specie di signore. Ma lei come il padrone di casa. Ah, io odio i padroni di casa. Anche io, ma vuol parlare con te, dice che c'è un equivoco. Bene, me lo cucino io. Sì. Vi lascia soli, eh? Vai. Scusa. Vai, fanciullo, vai. Maggiore, lei mi deve 9 mesi di pigione, l'affitto di questa casa. Ma lei c'ha le pigne. Io? Semmai mia figlia glieli deve dare. Io sono a carico di mia figlia. Ma come suo figlio è a carico suo e lei è a carico di sua figlia? E non ci faccia caso. Ci carichiamo e ci scarichiamo a vicenda. Siamo o non siamo in democrazia? Diamo lei un maggiore riposo, avrà una forte pensione. Oh, magari. Non me ne parli. Maggiore, Mi scusi, ho fatto domande contro domande. Non mi hanno mai voluto riconoscere il grado. Figli di una viandiera. Ma lei non è maggiore dei bersaglieri? Come no? 7 fratelli di famiglia, tutti bersaglieri. Io sono il più grande e quindi sono il maggiore dei bersaglieri. Allora anche lei è un morto di fame. Nulla, tenente. Ma non era maggiore? Ho detto nulla, tenente. Non tenga niente. Papi! La mia piccola Lola. Disturbo? Affatto, figliola. Ma chi è questo bel signore? È troppo buona, signorina. Prego, signora, sa? Tenga. Ma che labbra calde. Lo sa che ho sentito una specie di brivido blu? Signora, io sono il padrone di casa. Ma no. Sì. Lei è il padrone di casa? Così giovane. E poi va in giro in borghese. Babbo. Bimba. Ma tu non dovevi andare a fare quella cosuccia? Sì, figliola. Vado anche perché il Signore vuole restare al rapporto con te, eh? Oh, io ci sto. Mi raccomando, figliola, ricordati che l'onore della nostra famiglia è nelle tue mani. Ricorda che sei figlio di cotanto padre. Ricorda la battaglia di Portavia. Ricorda le 5 giornate, ricorda la marmora. Attenti! Riposo! Attenti! Non conosci ostacoli. Un bersagliere. Ma che facciamo? Stiamo qui così. Mi dia la manina. Acceccia qua. Acceccia qua. Signora. Prego. Grazie. Così. Contento? Sì, signora, sì. Permetti che mi seggo vicino a lei. E no, il mio cappello, signora. Dov'è? Qui. Scusi, scusi. Prego, signora. Oh. Permetti che mi do un po' di cipria? Prego. C'ho il naso lucido. Sa, questi nasi. Lo trova grosso? No, signore. No. Le mie amiche mi dicono che c'ho un nasone, ma che l'invidia. Mi do un po' di cipria, sì. L'ho sporcata. No, signore, è un piacere, Scusi. Signora, veniamo al dunque. Io ho bisogno dei soldi. No, non parliamo di soldi. Anch'io se ne ho bisogno. Sì. E tanti. Pensi. C'ho mio marito disoccupato. Oh. E i bambini, Lei ha figli? Io no. Vedete i bambini? Beh, verranno, no?
Sono appena 10 anni che sono sposata, mi dia tempo, non sono mica fiaschi che si abbuffano. C'ho tutto sulle mie spalle. Povera donna, ho tutto sulle mie spalle. Guardi che spalle. Sì, vedo. Guardi che spalle, tocchi, No, guardi che spalle. no, signora, perché? Ma che fa? Ma che fa? Ma non mi guardi così. Oddio, lei mi fa un senso, mi fa, con quegli occhioni. Lei con quegli occhi mi spoglia. Spogliatoio. Ma che gli fa le donne lei con quegli occhi? Ma che le fa le donne con quegli occhi? Con quegli occhi? Niente. Che gli fai? A che gli fai alle donne? Scusi, sai, sono esuberante. Sì, signora, non faccia così perché io sono fatto di carne. Anch'io sono fatto di carne, la mia carne urla. No. Non è colpa mia la carne. No, signora, non mi provochi, perché io sono un uomo. Anch'io? Anch'io dico, sono debole, sa, sono debole. Sì, signora. Che mi chiami signora? Signora. Mi chiami Lola? Lola. Ti spiace? No. Mi chiami Lola? Lola. Anzi, Lolita. Lolita. Mi chiami Lolita? Lolita. Ti piace Lolita? Sì. E che gli fai Lolita? No, niente. E che gli fai Lolita? È flagrante adulterio, vedrò hai. Signor Santuzzo, mio marito. Sono rovinato. E tu da una fedega fa, cornuto lo facessi. Bada, Santuzzo, stiamo non solo di questa vana tua gelosia. Non cantare. Scansati. Te scanso. Oddio. Hai il voglio. O sangue solo mai a bevere. E tu cosa velosa? Buttate il tettatore in casa. Buttate il tettatore in casa mia. Ma che cosa ha detto? Che cosa hai? Portarsi il disolore in casa mia? No, io non l'ho neanche toccato. No, ti toccò. Sì, diciamo la verità, mi toccò. Ah, toccassi? No, la toccai, non Vai la a ammazzare. No. Spoglia adesso. Nudo te voglio ammazzare. Lasci ammazzare. No. Te voglio ammazzare. No. Le offese si lavano col sangue. No, col sangue, no, col E sangue. come la vuoi lavare? Col sapone? Bobbea. No, io vi regalo i 9 mesi di prigione che mi dovete. 9 mesi, valgo così poco io. Santuzzo, ammazzalo. Hai sentito? Vai a ammazzare. No, un anno. E a poco? Ammazzalo. 2 anni. E a poco? Ammazzalo. 3 anni. Che dici? Un triennio? Sì, sta bene. Sì. E allora te le spalmi. Vada. Ma vattene sopra, che non ci mettere più bene in casa mia, da capito? vada. Vattene. Non c'è da averla con la Vattene. 3 anni non si possono E anche questa è fatta. No, sta benissimo così. Antonio? Antonio, sei pronto? E che pronto? Aspetta un momento, guarda un po', questo mi ha sbagliato le misure. È mai possibile che in 2 giorni mi sono dimagrato così? Oh, mi ha fatto un gilet a 3 piazze, una giacca a 3 petti. Ma avanti che stai benissimo e sbrigati che fra mezz'ora c'è la funzione, andiamo! Ma dove vuoi andare? Io così posso andare solo a circa questo a fare il clown, posso andare. Oh, guarda che roba. Avanti, fammi vedere. Oh, guarda che roba. Però, hai ragione, non hai mai avuto un pagione così. Ma neanche in tempo di guerra. Sembri ragioniere d'amore. D'amore, l'hai detto. È lui che si è preso il mio tight. Questo ragioniere d'amore mi perseguita. Ma sai che ti dico? Che è la somma che fa il totale. Mo' ti faccio vedere. Ma che è successo? Il mascalzone ha preso il mio tight. Guarda che il testimone lo faccio io. Oh, che sei una lagna. Occupato. Sempre occupato. Dico, forse se ti ritiri un pochino, ti arrivano. Ma che devo ritirarmi? Ma vedi che cosa? Ma attento, glielo rompi tu. Vabbè, mi dici di ritiri, ma che mi ritiro? Poi se mi cercano i calzoni, caro mio, mi tocca pagarglieli. Uno guarda te, guardano lo sposo. Vabbè, guardano lo sposo, ma io non devo mica far ridere la gente. Questi idiota del sarto. Ma prova 110, papà, no? Proprio 110, sì.
È occupato pure questo. Riprova Cocozza. Non ci sono proprio... Accidenti, è occupato. Occupato. Fai il 110 per sbloccare. 110. Il 110? Sì, su. Me lo consigliate? Sì. Ma sì, ve lo faccio. Occupato pure il 110. Vedi, al secondo numero già mi dà occupato. Mannaggia, non vorrei che fosse un segno del destino questo, eh? Guarda che ancora parecchio in tempo a salvarti da quei cocozzi. Sei sicuro che il numero è giusto? Sì. Ecco. Il numero da lei chiamato è stato variato. Favorisca a consultare il nuovo elenco telefonico. Hai capito? Guarda un po', controlla un po', guarda un po' sull'elenco. Cocozzi. Saranno anche i nobili sull'elenco, no? Guarda un po', eh? Ecco, cocozza. Quanti cocozza sono? 3 cocozze e un cocozziere. 3 cocozze e cocozziere. Ma il numero c'è? Ma come non è quello che ti ho detto io, papà? Ma che anno è questo? Capirai, 1952. In questa casa non c'è mai un elenco dell'anno in corso, mai! Ma io non posso più aspettare, io devo andare. Vabbè, ma io come faccio? Non ce la faccio neanche a camminare. Vabbè, provaci. Anche volendo, ma che provo? Se allargo le gambe mi cadono i calzoni. Vedi, ecco, così mi toccherebbe a camminare. Papà, mi sembri Frankenstein. Mettiti l'impermeabile, un soprabito e... Vabbè, fate presto, andate, via! Muovetemi un po'. Ma com'è? Aspetta, che questo deve essere tu. Beh, mica sei... Cocozza. Mannaggia la miseria. Sì, avrà mandato il suo. E come facciamo? E che ci vuole? Lei viene da me, ci scambiamo i dati e il fatto andiamo in chiesa. Ragioniere, è la somma che fa il totale. E come faccio, scusi? Salgo sull'autobus vestito da Frankenstein? Mi faccio prendere per pazzo. Mi venga a prendere lei con la sua macchina. Già, serve ai suoi, anche questo è giusto. Beh, guardi, facciamo una cosa. Lei prende un taxi, vuol dire che lo prendo anch'io e ci vediamo fuori dalla chiesa, va bene? Sì. Ma papà, che fa? Adesso vengono subito. Scusino, signori, bisognerebbe fare in fretta. Sono ormai le 10:45 e alle 11 abbiamo un funerale. Non possiamo più aspettare. Mio marito e il cavalier Cocozza arriveranno subito, vero Matilde? Sì, è questione di attimi. Non è più possibile, è troppo tardi. Prego, si accomodi. E allora? Tutto per quel credino del Cosarte, faccia presto. Ma come l'hai indossato? Per forza. Adesso quanto ci vuole per cambiare? Un minuto. Vabbè, qui, ecco, si mette il suo migliorino. 990 lire. Un momento. Va bene, grazie, un momento. Mi dispiace, non posso trattenere. Ma non si vergogna fare così. Avanti, su! È un momento. Avanti, che non stiamo facendo lo li devo andare via. Non lo metto io. Dove volete voi, che ne so io? Vabbè, ecco, ti do 1000 lire. Ma che scemo? Dammi 1000 lire un momento. Ma non ce l'abbiamo. Tu ce l'hai 1000 lire. Ma è lei che le deve dare a me, mica. E non gridare, vabbè, allora siete, pace. Oh, Ma che pace fai? Se non mi dà le 1000 lire, quando siamo? Ma già, mi mandi il cervello per l'aria. Ecco le 1000 lire. È finito lo spettacolo, signori. Andiamo, posso entrare. E non posso entrare. E io come entro, no? E non mi spinga più. Vabbè, ma io dove... Lei permette che ci pensiamo un momento. Scusi, mi dia il mio dai, se Come via? Il mio dov'è? E che ne so io dove l'ha messo? Come dov'è? Dove l'ha Chi l'ha dato lei? Ma come l'ho appoggiato qui sul finestrino? Non l'ho visto niente. Ma chi Come l'abbia preso lo chauffeur? Ma no, perché lo chauffeur è andato... Ma come se lo nasconde qui dentro lei? Scusi, e poi mi fa venire una paralisi che non so per dove lo trovavo. Una confusione, però... Ma la prego. Ma che si... Faccia piano, faccia piano. Permette. Vedere che sono che fa male. Il gilet dove l'ha messo? Quale gilet? Dove l'ha messo? Il gilet, guarda che c'è il gilet, che c'è ficcato tutto dentro. Permette, si può voltare per cortesia? Scusi, Vede dove mette il gilet? Cosa non fare? Ma che mi mette? Ma ci forza! Insomma, permette. Insomma, io dico... Un momento. Guardi. Facci piano.
I pantaloni. Ti tolga i pantaloni. E qui mi vergogno. Io mi vergogno. Non guardi per cortesia. Cosa c'è da guardare? Siamo due mani che ci sono cambiati i vestiti. I pantaloni, perché permette? Mi fa fare a me? Mi fa fare a me qui nel buco. Ma come nel buco? E quale buco? Così si tolga. Adesso vestito, vede? Anche il cappello. Tiri. Scusa, mi dia l'altra gamba. Questa non c'è. La scala, questa è sua. Porca gli strozzoni. Vediamo. Vediamo. Ecco. Questi sono i miei. Ma quella è la giacca. Ah, e questa è la giacca mia, permette? Ma come si mette la giacca, si mette? Ma cosa vuole? È anche rotta, vale. Signora Fredda. Ma che fa? Ma che fa adesso? Mette il mio cazzotto! Senta, ci vuol togliere questo cappello? No, come no? Ho detto Giù il cappello! Giù il cappello! Giù il cappello! Giù il cappello! Adesso mi ricordo dove l'ho conosciuta lei. Giù il cappello! Lei è lo schiaffeggiatore di via dell'impero. Prego, io sono stato sempre anti. Stia zitto, buffone inormace! Disgraziato in borghese. Ah, sì? Io non permetterò mai che mia figlia diventi la nuora dell'uomo del pezzo. E allora mandiamo tutto all'aria, se facciamo ancora in tempo. Tutti all'aria. Tutto. Anch'io. Avanti, vive il coso mio. Fermi tutti! Al tempo! Questo matrimonio non c'è da fare! Non ci debbano sposare, non ci debbano! Ma sono già sposati! Come? Sono già sposati? Ma dico, ma come? Senza di me? Per fortuna! Ma io chiedo l'annullamento, sa? No, lo chiedo io l'annullamento, prego, L'ho detto prima io! Ma io lo chiedo attraverso la Sacra Rota! Quale ruota? Quella di Roma! Ed io per tutte le ruote, ha capito? Andiamo, Sì, prego. Senta, guardi, lei ha fatto perfino piovere! Io? Lei è un meno... Senta,